Eder. Mech. Pallister. Il mistero di Liliana Resinovic, nuove perizie e dubbi su un possibile omicidio. Liliana Resinovic non si è tolta la vita. Non aveva motivo di farlo. Ne è certo Sebastiano Visintin, suo marito, che sin dal primo momento ha rifiutato l'ipotesi del suicidio. Ora, con il deposito della superperizia condotta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dal suo team, emergono nuovi elementi che sembrano confermare la morte per asfissia provocata da terzi. Una svolta potenziale nelle indagini, che alimenta la speranza di Visintin. Se si tratta di omicidio, è fondamentale che venga individuato un colpevole. Tuttavia, il lungo tempo trascorso dalla scomparsa della moglie ha minato la sua fiducia nella possibilità di ottenere finalmente giustizia. Liliana Resinovic, 63 anni, era scomparsa nel nulla il 14 dicembre 2021 a Trieste. Il suo corpo è stato ritrovato solo il 5 gennaio 2022, nascosto in un boschetto nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico della città. Una scena inquietante e carica di interrogativi. La testa era avvolta in 2 sacchetti di plastica trasparente, fissati al collo con un cordino, mentre il corpo era stato infilato all'interno di 2 grandi sacchi neri. Un dettaglio che, sin dall'inizio, ha suscitato forti perplessità. Come sarebbe stata in grado di realizzare un simile sistema senza lasciare alcuna traccia delle proprie impronte? Gli esami del DNA hanno rivelato la presenza di un'unica, debole traccia maschile sul cordino che stringeva il collo della vittima. Un elemento che però non ha condotto a nessuna svolta. Le analisi hanno escluso che appartenesse a Sebastiano Visintin, all'amico speciale Claudio Sterpena, a un vicino di casa e a un altro vecchio conoscente della donna. Inoltre, il complesso sistema di sacche in cui il corpo era stato avvolto sembra ben lontano da una simulazione di suicidio. Al contrario, appare come il metodo più efficace per trasportare un cadavere senza destare sospetti. Un altro nodo cruciale riguarda il momento della morte. La prima autopsia aveva suggerito che il decesso fosse avvenuto tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento del corpo. La nuova perizia, però, propende per il 14 dicembre, lo stesso giorno della scomparsa. Se questa ipotesi venisse confermata, significherebbe che il corpo di Liliana è rimasto nascosto per 22 giorni in un luogo molto freddo. Oppure che si trovava già nel boschetto e nessuno lo ha notato fino al ritrovamento. Le dichiarazioni di Sebastiano Visintin: non credo al suicidio. Sebastiano Visintin ha sempre respinto con fermezza la tesi del suicidio. Liliana stava bene, non aveva problemi, non c'era alcuna ragione perché compisse un gesto simile, afferma il marito. Una convinzione che lo ha spinto a opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura dopo i risultati della prima autopsia. Se si tratta di omicidio, però, resta da chiarire il movente. Mi auguro che la perizia possa fornire elementi utili a comprendere cosa sia davvero accaduto, aggiunge Visintin. Dopo oltre 3 anni dalla scomparsa di sua moglie, le risposte sono ancora poche. Spero che la procura decida di sentire di nuovo tutti, me, Claudio Sterpena, i vicini di casa. Penso che tutti abbiano qualcosa da raccontare. Ma chi avrebbe potuto volere la morte di Liliana Resinovic? Non c'era nessuno che le volesse male, sostiene il marito. Viaggiavamo molto, le piaceva la bicicletta, avevamo amici anche all'estero. La nostra era una vita semplice, ma piena di interessi e affetti. Un'aggressione da parte di uno sconosciuto? Una delle ipotesi ancora in piedi è quella di un'aggressione da parte di uno sconosciuto. Un caso che richiama alla memoria episodi come l'omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto la scorsa estate a Terno d'Isola. È ancora troppo presto per dirlo, commenta Visintin. Con i nuovi elementi a disposizione, bisogna valutare meglio le circostanze della morte, come, quando e perché è avvenuta, le nuove perizie e i dettagli mai chiariti. Il nuovo esame medico-legale potrebbe essere decisivo per la ricostruzione dell'accaduto. La perizia, redatta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e dall'entomologo Stefano Vanin, ha l'obiettivo di stabilire con maggiore precisione la data della morte e la natura delle lesioni riscontrate sul corpo di Liliana.
Nel corso delle indagini, infatti, erano emersi dettagli mai esaminati con la dovuta attenzione. Tra questi, alcune piccole lesioni al volto e una possibile frattura alla lamina della seconda vertebra toracica. Se confermata, questa frattura potrebbe essere avvenuta poco prima del decesso e fornire un nuovo tassello alla ricostruzione degli eventi. Un'indagine ancora senza risposte. Dopo 3 anni, la vicenda di Liliana Resinovic resta avvolta nel mistero. Nel frattempo, l'inchiesta passa nelle mani di un nuovo pubblico ministero, dopo che il magistrato precedentemente incaricato è stato destinato ad altro servizio. Un cambio che potrebbe influire sul corso delle indagini, con l'auspicio che si proceda con un approfondimento più accurato. Nel frattempo, Sebastiano Visintin attende di poter dare una degna sepoltura a sua moglie. C'è un locolo con la sua fotografia, ma non c'è ancora una tomba, racconta. Non ho un posto dove andarla a trovare. Aspetto il momento in cui potrò finalmente darle pace. Il mistero sulla morte di Liliana Resinovic è ancora lontano dall'essere risolto. Ma con le nuove perizie, la speranza è che si possa finalmente fare luce su una vicenda che ha lasciato troppi interrogativi senza risposta. Io ho detto da subito che questo è un lavoro fatto da più persone, 2 sono già poche, uno solo è escluso, anche e soprattutto per portarla dove è stata trovata. Lì ci vogliono 2 super minimo e meglio 3 che 2. Io sono abbastanza convinto che potrebbe essere l'arma del delitto, il cuscino del suo letto, che secondo me è scomparso, perché lo si vedeva sul letto i primi tempi nelle riprese che facevano di casa sua, e dopo al posto del suo cuscino è comparso uno a disegni, a fioroni, quadrato anziché lungo, come tutti i cuscini della camera. Non poteva tenersi nascosto da qualche parte. Io sono convinto, per come noi eravamo in contatto fisso sempre, non passava giorno che non ci sentivamo anche 2 o 3 volte, ed è emerso quantomeno dei messaggi, perché il messaggio lo mandava quando non poteva telefonare, vuol dire che aveva il marito vicino. Se no arrivava una chiamata, magari di 20 secondi, ma ci sentivamo sempre. Lei non è escluso che sia stata tenuta nel baule di qualche macchina, e la macchina tenuta in un luogo freddo, costante. Poniamo che questo omicidio non sia organizzato e c'entri Sebastiano, dovremmo addirittura pensare che ha messo di mezzo una sosia? Altri lo erano da sempre, sicurissimi che sia lei, per conto nostro, per conto mio anche, potrebbe piuttosto essere una sosia, che è stata vista poi alcuni giorni dopo gironzolare per la piazza dell'ospedale. Io mi aspetto finalmente che venga scoperta la verità, e la verità non è neanche un'unghia di quello che è stato detto finora. Il 14 dicembre da Piazzale Gioberti in poi Lilli è come se avesse messo le ali, perché la donna che scende lungo via Damiano Chiesa, in quelle immagini che noi tutti conosciamo, con i sacchetti in mano, è Liliana. Liliana poi si libera della spazzatura, come noi abbiamo visto, incrocia via San Cilino, dove probabilmente viene vista dalla fruttivendola, per poi passeggiare lungo le strisce pedonali inquadrata dalla telecamera di un autobus. Voi dovete valutare questo, che da casa di Lilli fino alle strisce pedonali di Piazzale Gioberti ci muoviamo intorno neanche 1 chilometro di strada, che si fa in pochi minuti, e in quei pochi minuti, in quei pochi passi che fa, viene vista da più telecamere, viene vista da un autobus che la fotografa e la videoregistra, viene vista da una fruttivendola. Dopodiché Lilli inizia il suo percorso o verso la Guind, come aveva detto a Claudio Sterpin alle 8:22 in quella telefonata, oppure verso il Boschetto, in quella che era la ricostruzione
disintegrata dalla nuova medicina legale, che era la ricostruzione dell'ipotesi del suicidio, che per 3 anni e mezzo purtroppo abbiamo dovuto sentire costantemente in tutte le salse. Significa che Lilli percorre il doppio dei chilometri, significa che Lilli attraversa centri commerciali, attraversa una caserma, passa dal medico di famiglia, però tutto il percorso successivo che va da Piazzale Gioberti verso appunto il Boschetto o la Guinde, nessuno la vede, non c'è una sola telecamera che la riprende, non c'è una sola persona che anche ex post, nonostante l'attenzione dei mezzi di informazione a questo caso, arriva in procura o in questura dicendo guardate che io l'ho vista passare lì, quindi c'è un pezzo di strada che la ripigliano e la rivedono tutti, un altro pezzo di strada molto più lungo che attraversa la città, centri commerciali e carabinieri compresi, dove non la vede nessuno, ammesso Leale, oppure qualcuno l'ha intercettata in macchina. Io sono convinto di questo, certo, magari a poterlo dimostrare, però facendo questa deduzione logica, questo secondo me è possibile. L'ultima posizione che viene valutata dai tabulati del signor Visintin è alle 9.04 in via Carducci 29, che è a pochi centinaia di metri, di minuti dalla Wind, da via Battisti 18. Quindi Sebastiano Visintin alle 9.04 è in via Carducci 29, questo lo dicono i tabulati. Dopodiché lui da lì viene di nuovo posizionato alle 9.12 nel laboratorio, perché viene attivata una cella che è compatibile con quella di via Donadoni, 9.12. Dopodiché il telefono di Sebastiano Visintin non dà più segnale dalle 9.12 alle 12.10 dello stesso giorno. L'epoca della morte è una delle grandi sfide della medicina legale, e i moltissimi casi che io ho seguito, abbiamo assistito da Meredith a Melania e altri casi conosciuti, Sarascazzi, che è stato un grande ping pong, che è stato un grande problema questa dell'epoca della morte. Quindi non mi aspetto delle risposte dalla sola medicina legale. La medicina legale, se non si associa alla lettura dei fatti, ai dati circostanziali, da sola non sempre riesce a dare delle risposte, quindi qua dobbiamo vedere i dati circostanziali, cioè gli abiti puliti, gli stessi abiti, bisogna vedere il contenuto gastrico, l'accurata depilazione, bisogna vedere altre circostanze che, unite poi alle valutazioni della medicina legale, possono portare a orientare verso un tipo di situazione o verso un'altra. La Procura ha sempre pensato che fosse il 14 dicembre perché, pur accedendo ad un'ipotesi che noi abbiamo sempre contrastato, quella del suicidio, ha sempre detto che la donna era partita da casa e con un kit casalingo del suicidio, sacchetti, cordino e quant'altro, era andata nel bosco a suicidarsi. Quindi l'idea della Procura sui dati circostanziali era quella. Io, finché non leggo cosa ha scritto la professoressa Cattaneo, ho delle difficoltà a valutare le cose, perché dobbiamo stare ancorati ai fatti. C'è un primo step.
In questa vicenda abbiamo raggiunto un primo step, mi sembra, che è quello di superare quella che si chiama tecnicamente la prova generica. Nelle vicende di morte equivoca e sospetta bisogna capire se si tratta di incidente, di omicidio o di suicidio. Oggi è facile dirlo, va bene, facciamo finta che non è successo niente, ma se ci troviamo a 4 anni, quando 4 anni servono per chiudere un processo di primo e di secondo grado, è perché questo dato non era affatto pacifico, è stato anche con veemenza sostenuto questo dato. Quindi voglio dire, abbiamo raggiunto un primo step, mi auguro, e allora poi adesso leggendo i collegi di tecnici inizieranno a elaborare gli 25 punti. E mi permetto di dire, in un momento dove c'era stata da poco una riforma, la riforma Cartabia, che ha molto stretto sulle possibilità di un GIP di accogliere le opposizioni all'archiviazione. Ci sono un po' di persone che a mio avviso non sono state mai sentite neanche dagli inquirenti, salvo se non sia successo negli ultimi tempi e io non conosco questo dato. Noi abbiamo indicato alcuni amici della coppia che frequentavano in modo assiduo, soprattutto negli ultimi tempi, la coppia. Noi l'abbiamo sentita a indagini difensive, abbiamo inviato ovviamente, come abbiamo sempre fatto, alla Procura di Trieste, ma a noi non risulta che siano state sentite. Non è stata mai sentita dalla Procura, a meno che non è successo, ripeto, negli ultimi tempi, l'albergatrice, che era una che conosceva la coppia, che si è fatta portatrice di valutazioni e di dichiarazioni molto precise. Quindi ancora sotto il profilo degli elementi dichiarativi persone da ascoltare ce ne sono, secondo me, perché adesso dopo aver finalmente letto e capito cosa ci dice la professoressa Cattaneo, è evidente che bisogna ricominciare con un piglio diverso e con una profondità diversa. Non erano stati fino all'archiviazione mai sequestrati i telefonini di Claudio, i telefonini di Sebastiano, di Covalero, e estratti tutti i dati, soprattutto i dati che vengono dal tabulato telematico, quindi dalla messaggistica istantanea. Adesso da quello che risulta sono stati acquisiti e quindi vedremo quali sono i risultati. Non ho mai visto, non c'è casistica mondiale di un suicidio che avviene con i sacchetti, e i sacchetti che pesano 1 grammo lasciano tutti quei segni e quelle lesività sul volto della persona che decide di togliersi la vita in quel modo, mentre non lascia segno quel cordino, nessun solco, nessun elemento che porta a dire che quel cordino è stato utilizzato per morire. Tra l'altro nella morte da sacchetto il cordino neanche serve, e chi ha preparato quella messiscena non lo sapeva, perché basta l'adesione della plastica sul viso, e quindi il cordino non serviva. Addirittura un poliziotto la chiama una cordicella legata con un fiocco. Tutte quelle lesività parlano, sono da collocare molte di queste sicuramente attraverso la revisione dei preparati istologici, quindi il sangue, i globuli rossi, ad un'epoca prossima alla loro causazione in vita, e quindi significa che prima di morire qualche ceffone è arrivato. Il movente è da legare alla vita di Lilli, a quelle che sono le zone d'ombra di questa donna. Evidentemente lei dava fastidio negli ultimi tempi a qualcuno, e il suo comportamento ha portato sicuramente a questa brutta fine di questa donna, che non meritava di essere così sfortunata. Quando si parla di suicidio, tenete presente una cosa, che la donna aveva una tossicologia negativa, e nelle morti da sacchetto è molto difficile
trovare una tossicologia negativa, cioè non si era stordita con farmaci, con alcol, con altre sostanze. Ricordiamoci che c'era quella posizione del corpo quasi dormiente, sembrava appoggiata su quel tappeto vegetale. E poi chiudo dicendo, ricordiamoci pure che non era difficile sopraffare Lilli, perché Lilli pesava soltanto 42 kg, quindi voglio dire un paio di pugni ben assestati, una donna di 42 kg può essere sicuramente stordita, può essere sicuramente una donna che subisce dei gravi danni se piglia dei pugni magari da una persona che in quel momento è alterato dalla rabbia e dal risentimento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.